un convegno del settore dell'apicoltura per fare un resoconto del lavoro del territorio. Quanto è importante secondo lei appuntamenti di questo tipo e che messaggi lanciano? Allora, sono appuntamenti importantissimi perché intanto bisogna dare merito all'APAT, che sono anni che noi collaboriamo con l'APAT, del lavoro bellissimo che fanno, non solo di informazione con i loro associati, ma anche con le scuole del territorio. Gli apicoltori e le api sono proprio i manutentori, i gestori del nostro ecosistema. L'ape è importantissima, senza l'ape e gli insetti pronubi non ci sarebbe vita in tutta la terra. Quindi convegni come questo, dove si lavora in sinergia, c'è il comune di Spresiano, c'è l'APAT, c'è Banca per Api San Biagio, c'è un'organizzazione di categoria, che in questo caso è la Coldiretti, ci sono i ricercatori, c'è il mondo dell'università. Fare squadra vuol dire portare avanti quelle che sono le problematiche comunque di un territorio, ma soprattutto di un ecosistema che in questo momento sta provando sulla propria pelle cosa vuol dire il cambiamento climatico. Non è un momento facile, però solo facendo squadra riusciremo comunque a portare avanti anche queste bellissime esperienze, ma soprattutto il mondo dell'apicoltura. Faccio una battuta, l'ape è veramente un grande insegnamento per noi, perché ha una vita sociale molto intensa, molto frenetica, dove c'è l'ape c'è vita. Ecco, noi come Banca per Api San Biagio vorremmo dire che siamo anche noi un po' come l'ape, no? Viviamo il nostro territorio e cerchiamo ogni giorno di migliorarlo.